Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo per giungere alla fase più fredda con le temperature sotto la media stagionale questo weekend. Già nei prossimi giorni, con l'arrivo giovedì di forti temporali, irromperà aria più fredda di matrice artica dal nord Europa, con il vortice sulla Scandinavia che invierà queste correnti molto più fresche da determinare, quindi instabilità anche nella giornata di venerdì e di sabato sulle regioni settentrionali fino alle aree del centro. Come possiamo vedere, l'evoluzione conferma almeno fino al 17 del mese questa scia di perturbazioni e questa ondata fredda che interessa soprattutto la Scandinavia e porterà queste perturbazioni situate sul Mediterraneo. Andranno spesso a formarsi sul Mar Ligure, centrandosi soprattutto sulle regioni centrali e quelle settentrionali, con la corrente a getto, il jet stream, che sarà quindi più basso di latitudine, interessando anche quindi le nostre aree della penisola. Meno interessato il sud, dove qui invece le temperature saranno spesso tra i 23 e i 25 gradi. Al nord invece, come possiamo vedere, temperature sotto la media. Maggiormente colpita l'Europa centrale e anche la Francia. Oltre alla Spagna saremmo attorno ai 14-17 gradi nei valori massimi proprio nella giornata di venerdì, e invece saremo in media al sud Italia con le temperature, come possiamo vedere questo weekend, spesso sotto la media stagionale, soprattutto sul nord Italia, il più colpito dalle precipitazioni. E questo porterà quindi a una settimana, anche questo weekend, ricca di nuovi forti temporali come quelli che vivremo nella giornata di giovedì, con rovesci frequenti anche su alcune aree dell'Europa, specie quella centrale. La giornata di giovedì quindi vedrà l'affondo di questa nuova saccatura che si andrà a formare sul Mar Ligure, con conseguenti nuovi forti temporali in sviluppo già al mattino sulle zone prealpine, specie quelle lombardo-venete, e poi nel corso del pomeriggio i sistemi multicellulari, anche locali supercelle, andranno quindi a formarsi sulla Val Padana. Maggiormente colpito quindi Bresciano e non solo, sulle medio-basse pianure venete il rischio di supercelle e anche sul Friuli. Queste le aree interessate con l'allerta, quindi, che come vedete emaniamo su queste aree in rosso, dove sussiste anche il rischio di locali eventi di tornado o funnel cloud, oltre le grandinate che potranno superare i 4 cm di diametro. E quindi venerdì questo affondo, questa saccatura, andrà a determinare ulteriore instabilità non solo al nord, ma come vedete anche lungo le coste e l'Appennino centrale, soprattutto sull'Umbria, e con i temporali che andranno a interessare anche il Lazio e la Campania. Queste le aree maggiormente favorite, il Piemonte un po' meno, ma le piogge comunque non mancheranno fin sulla Liguria, e delle piogge a carattere moderato interesseranno non solo il Friuli ma anche il medio-alto Veneto, e deboli precipitazioni sulla Sardegna. Con questo le temperature subiranno quindi un tracollo termico decisivo, con la giornata di sabato che vedrà quasi tutta l'Italia interessata da forti precipitazioni, soprattutto come vedete su tutto quanto il versante tirrenico e sull'Appennino centrale, con nevicate qui invece a quote alte. Mentre venerdì avremo una parziale attenuazione dei fenomeni al nord, quando appunto saranno precipitazioni deboli al nord-est e sulla Lombardia orientale e sulla Emilia Romagna. Qualche piovasco potrà interessare anche la Sardegna, seppur in forma sporadica, mentre sulla Sicilia non avremo precipitazioni, con una generale stabilizzazione nel tempo nel corso dei giorni successivi, quando l'anticiclone dall'Europa occidentale recupererà terreno e quindi rinforzerà, e probabilmente vivremo una frescura temporanea almeno fino alla giornata di domenica al nord, con una lieve ripresa delle temperature quando il campo anticiclonico riuscirà a avanzare e recuperare terreno da domenica in poi, instaurandosi sull'Europa centrale e su tutta quanta l'Italia, senza quindi avere precipitazioni. Tuttavia, da determinare un affondo di infiltrazioni umide atlantiche che andranno a interessare la Francia. Queste probabilmente all'inizio della prossima settimana potranno nuovamente interessare il nord,
maggiormente esposte alle aree prealpine e pedemontane, ma ancora una previsione da verificare per bene. Intanto quindi godiamoci i prossimi giorni con temperature sotto la media del periodo, attenzione anche al rischio di forti precipitazioni, soprattutto nella giornata di giovedì, e dinamicità in seguito anche sul resto dell'Italia. Rimanete come sempre aggiornati.